Gianfranco Moro, nuovo direttore sportivo di una Nuorese che cambia pelle, che resuscita, che addirittura dà un titolo facile a noi cronisti, la carica dei 101. Cosa significa? Cosa accade nella società più prestigiosa di Nuoro? È successa una cosa bellissima, una cosa che a Nuoro non si è mai vista. Riuscire a mettere insieme 100 persone e anche qualcosa di più che hanno a cuore i colori verde azzurri di una squadra come la Nuorese Calcio è una cosa più unica che rara. La cosa bella è che tutte le persone si sono messe d'impegno a dare un contributo anche piccolo e anche a volte anche solo un segnale per risollevare una squadra che in questo momento ha toccato livelli bassissimi. Quindi tradizione, quindi cultura dello sport e coinvolgimento. Come intendete procedere? Quali sono i primi passi? C'è un consiglio direttivo? Avete già scelto l'allenatore? Qual è, insomma, l'obiettivo stagionale? No, allora, non è facile mettere d'accordo tutte queste persone. Abbiamo cercato di fare un direttivo di 10 persone che rappresentano i 100. Abbiamo cercato di fare una squadra in questo momento importante. Abbiamo trovato un allenatore nuovo che si chiama Luca Rosani. I giocatori adesso stanno arrivando piano piano. Siamo partiti in ritardo. Partire in ritardo è sempre difficile, però la Nuorese non può fare la comparsa in promozione, quindi faremo sicuramente una squadra competitiva. C'è un nome che può dare ai tifosi, che può dare ai sostenitori, che può dare agli sportivi di Nuoro che saranno molto attenti a questa nuova realtà? No, i nomi sono ancora abbastanza riservati, ci sono dei nomi importanti, c'è qualche rientro, quindi persone che vogliono bene alla Nuorese Calcio. La cosa importante è che tutte le persone che vogliono bene a questa squadra ci stanno chiamando e tutti quanti vogliono dare un contributo. Sicuramente sarà da divertirsi.